Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, mercoledì 10 gennaio 2024, oggi tanta la cronaca, tante le notizie e tanti anche i collegamenti con le varie redazioni. In primo piano però torniamo a parlare dell'omicidio di Giulia Cecchettin, perché sono iniziate le analisi dei carabinieri del RIS di Parma sull'auto di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, in carcere per aver ucciso l'ex fidanzata. A 2 mesi dalla morte di Giulia Cecchettin arrivano i primi accertamenti delle analisi che i carabinieri del RIS di Parma stanno effettuando sulla grande punto nera di Filippo Turetta, l'auto utilizzata dal ragazzo per caricare il corpo della giovane e poi trasportarla fino a Piancavallo, dove l'ha gettata in un canalone vicino al lago di Barcis. L'analisi della macchina del killer di Giulia e di tutte le tracce di sangue è fondamentale per la ricostruzione dell'omicidio della studentessa avvenuto lo scorso 11 novembre. I carabinieri del RIS si concentreranno sul sedile posteriore del passeggero e sull'abitacolo, dove le tracce sono più copiose, ma anche sulle pareti e sul tettuccio. Verrà fatto un esame apposito per capire se si tratti di schizzi provocati dal ferimento della giovane all'interno dell'auto, perché l'ipotesi più probabile è che la coltellata mortale sia stata inflitta a Giulia proprio mentre era all'interno della vettura. Le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò mostrano Filippo Turetta caricare Giulia in auto. Quello che le analisi vogliono capire è se la ragazza era ancora viva e poi sia stata accoltellata a morte in macchina. Secondo l'autopsia effettuata il 1 di dicembre all'Istituto di Medicina Legale di Padova, Giulia infatti sarebbe morta per dissanguamento provocato da una ferita profonda da lama al collo. Quando verranno effettuate queste analisi così specifiche saranno presenti anche i periti di parte nominati dai legali di Filippo Turetta e dalla famiglia Cecchettin. I carabinieri poi dovranno analizzare il coltello con il manico spezzato repertato a Fossò, il cellulare di Filippo Turetta e un pezzo di nastro adesivo. E a Tombolo un uomo ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli, ma è stato bloccato in tempo. È l'ultimo episodio di violenza di genere. Da inizio anno ogni giorno c'è stato un uomo arrestato o denunciato per maltrattamenti nel Padovano. Ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli minori al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Solo il pronto intervento di un amico di famiglia che era presente al momento dell'aggressione ha evitato il peggio e così un 49enne di Tombolo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna ha avuto il coraggio di denunciare la violenza solo all'indomani, ma la testimonianza dei figli e del conoscente ha permesso ai militari l'arresto in flagranza differita, una procedura possibile grazie alle ultime normative inserite nel codice rosso. Purtroppo questa storia capitata a Tombolo è solo l'ultimo episodio di violenza di genere nel nostro territorio. Dall'inizio dell'anno nella provincia di Padova sono già stati 6 interventi dei carabinieri, quasi uno al giorno. Domenica un 60enne padovano infatti è stato denunciato e allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti ai 3 figli minori. Il giorno dell'Epifania a Vigo d'Arzaro un episodio analogo, un 25enne aggredito con pugni al volto e alla testa la convivente sempre davanti ai figli minorenni. Le botte e i soprusi duravano da un anno e così il 25enne è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il giorno prima a Campodarsego un uomo violento è stato denunciato per le sue continue aggressioni. Il 3 gennaio invece a Vigonza un padre di 48 anni è stato denunciato per aver picchiato la figlia minorenne scoperta mentre chattava con un coetaneo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno scoperto che il padre l'aveva promessa in sposa ad un cugino contro la sua volontà. Infine il 2 gennaio a Casale di Scodosio un 52enne è stato denunciato perché il giorno di Capodanno aveva aggredito la moglie, che è stata così portata in una struttura protetta. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Trevigiano, dove un senegalese è stato arrestato per una rapina ai danni di un'anziana. Ce ne parla il nostro Christian Arboit, che è collegato con noi. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. È così, come hai detto, l'arresto è stato convalidato in mattinata dal GIP. Questo giovane senegalese, classe 1999, quindi 23enne, si trova in carcere a Santabona. Infatti, domenica mattina alle 7 a Castelfranco Veneto, nei pressi della parrocchia di Santa Maria della Pieve in via Cesare Battisti, qui una donna è stata
rapinata, strattonata e derubata della sua borsetta. Ha riportato delle lesioni, delle contusioni alla spalla, quindi una colluttazione molto forte. La 78enne però ha avuto la forza di reagire e ha lanciato l'allarme chiedendo a una parrocchiana di prestarle il cellulare con il quale ha chiamato il 112. È arrivata subito una pattuglia dei carabinieri del comando di Castelfranco Veneto, che sono riusciti a intercettare questo ragazzo che si muoveva con fare sospetto per le vie di Castelfranco. Ne è seguita una fuga e il giovane è stato di fatto braccato nei pressi della stazione ferroviaria. Nel frattempo si era liberato non solo della borsetta della donna, che poi è stata riconosciuta, ma anche di una felpa rossa che al momento della rapina aveva addosso. Quindi un'operazione in tempi record che ha permesso di assicurare alla giustizia, almeno per il momento, questo senegalese classe 1999. La donna ha riportato qualche giorno di prognosi proprio per le contusioni alla spalla. Per il momento è tutto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Noi andiamo avanti con la cronaca perché c'è stato ieri nel tardo pomeriggio un incidente stradale a Cavellino Treporti nel Veneziano. Una bambina di 3 anni è stata trasportata d'urgenza in elicottero a Padova, la mamma ferita trasferita in ambulanza del SUEM 118 all'ospedale di San Donà. Proprio il bilancio dell'investimento avvenuto ieri in via Fausta, mentre dall'ambulatorio di pediatria dove si erano recate le 2 donne stavano uscendo, non sono state investite mentre stavano attraversando la strada, non sarebbero in pericolo di vita. La piccola però è stata messa in osservazione, questa è la notizia. E andiamo avanti, influenza H1N1, all'ospedale San Bortolo di Vicenza sono 2 i morti, grave un'altra paziente, ma la Regione Veneto avverte non è suina. Nome in codice AH1N1, un virus che in pochi giorni a Vicenza ha portato alla morte 2 uomini. Sono le prime 2 vittime in Veneto. Il primo, un 55enne, è deceduto il 7 gennaio, poi il secondo decesso, un 47enne. Entrambi abitavano in città ed erano in condizioni critiche, intubati in terapia intensiva a causa della polmonite interstiziale che porta insufficienza respiratoria. Non ce l'hanno fatta per complicanze legate ad altre concause. In questo momento al San Bortolo 3 pazienti sono in condizioni difficili. In particolare molto grave resta una donna di 62 anni attaccata all'ECMO, la macchina dell'ossigenazione extracorporea, in attesa che le cure possano agire. Stabile in terapia intensiva un 70enne e un 64enne che sarebbe leggermente migliorato. In realtà questa forma virale differisce dalla tipica influenza suina perché può trasmettersi da uomo a uomo e anche i sintomi sono quelli della normale influenza: febbre, problemi respiratori, dolori muscolari, brividi, affaticamento e mal di testa. È la direzione sanitaria della Regione Veneto in una nota a chiarire come sia sbagliato accomunare il virus H1N1 di tipo A con l'influenza suina. Quello che in questo momento sta circolando in Veneto è lo stesso virus che gira in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo influenza suina è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale. Ogni anno i virus respiratori determinano un aumento dei ricoveri e della mortalità nel periodo di circolazione. Allo stato attuale i dati sono invece in linea con le stagioni influenzali del periodo pre-pandemico. Il recente report dell'OMS conferma infatti che la mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo dell'epidemia da Covid. Sul virus resta comunque alta l'attenzione sanitaria. E continuiamo a parlare di sanità, boom di influenza. Sentiamo gli aggiornamenti dell'ULSS 3 Serenissima con la nostra Ilaria Marchiori, che la vedo già nello schermo. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS Serenissima insieme al direttore Vittorio Selle, proprio per fare il punto sull'influenza, poi anche sul Covid. Allora, innanzitutto, come sta andando? Quali sono i dati che abbiamo ad oggi?
Sì, intanto buongiorno. Credo che la percezione comune sia abbastanza evidente, no? Siamo probabilmente all'inizio della discesa del picco influenzale. Stiamo solo cercando di capire se la circolazione dovuta alla riapertura delle scuole potrà portare a un ulteriore piccolo sfasamento della curva verso l'alto nei prossimi giorni, ma tendenzialmente sappiamo che in linea di massima nel mese di gennaio avviene il finale dell'epidemia. Ecco, quest'anno probabilmente, l'abbiamo visto un po' tutti sulla nostra pelle, è stata un po' anticipata durante le feste di Natale, Capodanno, l'Epifania, in cui insomma molti hanno potuto toccare con mano amici, parenti con questo problema. E quindi è quello che stiamo registrando anche noi, ma in tutto il Veneto, insomma. Quest'anno siamo riusciti a mettere in piedi con il nostro servizio di microbiologia un'attività di conoscenza virologica un po' più approfondita. Perché? Perché il sistema attuale è fondamentalmente quello con cui i medici di base e i pediatri, i cosiddetti sentinella, misurano le sindromi, ma le sindromi influenzali che possono essere poi dovute a più germi, no? A più virus, a più batteri. E quindi è un dato specifico che ti dà solo un'idea di come tutti questi microrganismi stiano facendo salire la curva epidemica, per poi ascrivere a quali di questi è dovuta la crescita o quale è quello che pesa di più e quello che pesa di meno. Devi fare una sorveglianza microbiologica, virologica. Abbiamo due livelli: uno, quello più attendibile, fatto sui ricoverati che fanno il tampone durante il ricovero perché hanno sintomi influenzali. Un altro invece, che stiamo partendo ma non è ancora rodato bene, con un gruppo di medici di medicina generale, per invece poter fare un po' di epidemiologia battente sul territorio. Ecco, questa seconda parte è in fieri, quindi non abbiamo dati, mentre per la parte ospedaliera abbiamo dei dati sia relativi alla ultima settimana di dicembre che alla prima di gennaio, abbastanza sovrapponibili, forse un lieve calo. E cosa ci dicono? Ci dicono una cosa che non è che ci rende molto felici, cioè che il 30% sono casi legati all'influenza tipo A, per la quale c'è un vaccino e per la quale e grazie al quale molti di questi ricoveri avremmo potuto evitarli, quantomeno nella loro forma più acuta. Perché comunque abbiamo, tra le varie forme, una quindicina di persone che ci impegnano nelle terapie intensive a scapito di altre persone che ne hanno bisogno. Parliamo di anziani, soggetti fragili per lo più. Certo, evidentemente, no? Quindi quelli che sono candidati alla vaccinazione. Quindi, siccome stiamo notando che la campagna vaccinale è partita un po' in sordina oggettivamente, forse c'è un po' di, così, tutti stufi dopo il Covid, dopo le vaccinazioni, umanamente comprensibile, ma poco intelligente, perché alla fine lasciamo indietro una chance che con poco sforzo potrebbe portare a un beneficio per la singola persona di sofferenza, di morte, perché diciamolo pure, esistono anche questi problemi qui, va bene, di complicazione delle proprie patologie, e poi una cosa di responsabilità sociale che è l'affollamento dell'ospedale, che deve essere dedicato a insomma, una cosa che abbiamo imparato un po' anche col Covid. Allora, c'è un vaccino che funziona, che va bene, tra l'altro un vaccino sperimentato da anni, quello per l'antinfluenzale, non è un qualcosa degli ultimi anni, cui si può fare tanti discorsi, è una cosa assolutamente utilizzata. Quindi c'è questo elemento col quale insomma dobbiamo ragionare. E poi il secondo germe che genera infezioni per il 15% è il pneumococco, per il quale esiste un altro vaccino assolutamente fruibile, sperimentato, disponibile, soprattutto per le persone dai 65 anni in poi e comunque con patologia a rischio, che evita cose importantissime, perché il pneumococco spesso monta sopra l'influenza nel momento di fatica immunologica del soggetto, magari anziano, già debilitato, e complica la patologia virale con quella batterica. E per alcuni anziani è molto grave questa cosa. Ecco, per questo ci sono anche degli open day.
Certo, noi stiamo sbracciandoci, tra virgolette, insomma, un po' a tutti i livelli per cercare di offrire, tenete conto che non abbiamo più la potenza di fuoco delle risorse che il Ministero aveva concesso ai tempi del Covid, in cui c'era di fatto un sovrafinanziamento dedicato, quindi avevamo i grandi centri, il Pala Expo, il Palazzetto di Dolo, avevamo situazioni in cui potemmo fare numeri veramente incredibili. Ecco, quindi adesso cerchiamo di fare in maniera diffusa un po' in tutte le sedi, come servizio di igiene e sanità pubblica, cerchiamo di fare comunque di dare una prestazione alla popolazione, accompagnati ai medici di medicina generale che, ricordo, magari non tutti ma quasi tutti hanno aderito alla campagna per l'antinfluenzale e più di qualcuno di questi anche a darci una mano per il Covid. Ecco, idem per il pneumococco e anche per l'herpes zoster, richiamo, perché sono vaccinazioni in cui noi dobbiamo imparare adesso a utilizzare, perché la popolazione sta virando su fasce d'età ormai alte, no? Cioè, noi che abbiamo 60 anni siamo fra poi i più giovani in giro, quindi questa è la popolazione che in questo momento va coperta, perché sui bambini abbiamo dei tassi di copertura eccezionali, ormai bene stabilizzati. Sull'adulto dobbiamo imparare a utilizzare questo strumento, perché è uno strumento che protegge noi, ci fa stare meno male e non mette a rischio gli altri, e soprattutto poi ha questa importante ricaduta sui servizi sanitari. Lo sapete, gli ospedali sono già saturi, abbiamo il personale, come sapete, sovraccaricato. Voi pensate ai medici di pronto soccorso che sulla patologia già importante si vedono arrivare febbri e altre cose di questo tipo. In questo momento non ce ne sarebbe bisogno, insomma, ecco, la dico così. Ringraziamo il dottor Selle, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria, grazie anche al suo ospite. Noi invece andiamo avanti e continuiamo con la cronaca. Impianto fotovoltaico distrutto per protesta. È costato caro il gesto dimostrativo di un detenuto salito sul tetto nel carcere nel quartiere San Pio X a Vicenza. 50.000 euro di danni. A tanto ammonta il danneggiamento dell'impianto fotovoltaico del carcere di Vicenza ad opera di un detenuto da poco arrivato alla casa circondariale Filippo del Papa, che è riuscito a salire sul tetto del nuovo padiglione. Un gesto compiuto per protesta a seguito dell'ennesimo trasferimento da altre strutture carcerarie. Un detenuto considerato di difficile adattamento secondo gli agenti di polizia penitenziaria, insofferente alle regole, che acutizza i problemi già esistenti nel carcere. Sono state 9 le aggressioni degli agenti lo scorso anno, 64 le violazioni penali e 14 le proteste collettive dei detenuti. Ed ora invece parliamo della Pedemontana, ci colleghiamo con la nostra Vanessa che dovremo vedere sullo schermo fra pochi istanti per un reportage su questa strada. Eccola qui Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno, mi senti Daniela? Ti sento benissimo. Pronto? Eccoci qua. Allora ecco, non guardo in telecamera per ben ovvi motivi, perché ci troviamo proprio lungo l'SPV. Abbiamo percorso questi 94 chilometri dal casello aperto di recente di Montecchio Maggiore e siamo arrivati al casello di Spresiano, proprio alla fine, al termine dell'SPV, quando c'è il collegamento con la A27. Diamo i dati, quelli più pratici proprio, 15,70 € è il costo di percorrenza dell'intero tragitto, quindi il costo di questi 94 chilometri, un costo che può pesare non poco sulle tasche delle persone che si trovano a transitare lungo l'SPV, soprattutto per chi la percorre più volte al giorno diventa una cifra importante per percorrere 94 chilometri. D'altro canto c'è da considerare la praticità dell'SPV, di questo tratto di autostrada che davvero permette in un'ora di percorrere 94 chilometri da Montecchio Maggiore a Spresiano, insomma 2 province, Vicenza, Treviso, una cosa che prima ci si impiegava un paio d'ore e forse pensando anche al traffico, adesso in neanche un'ora si riesce a percorrere. Siamo partiti infatti dal casello di Montecchio Maggiore alle 11:09, abbiamo fatto una
brevissima tappa a Bassano del Grappa e siamo arrivati a Bassano alle 11:42, siamo ripartiti alle 11:45, siamo arrivati proprio alle 12:12 al casello di Spresiano, quindi facendo proprio due conti, neanche un'ora per percorrere questi 94 chilometri. Non è però, purtroppo, non è molto praticata ancora, soprattutto il tratto da Bassano del Grappa a Montecchio Maggiore, quindi il nuovo tratto che è stato inaugurato, ha visto proprio dei tratti di chilometri completamente deserti. Verso il Trevigiano si è notato qualche mezzo pesante in più, pochissime sempre le automobili in entrambi i sensi di marcia, mentre resta una delle strade più frequentate, quella che viene chiamata Complanare, la nuova Gasparona, nel tratto del Bassanese, il collega Bassanese con il Vicentino. Si percorre in maniera molto celere, molto rapida, quindi ci sono le due facce della medaglia: da una parte un costo decisamente elevato di percorrenza, dall'altra invece la praticità e la comodità di percorrere questa strada completamente libera. 110, ecco, ricordo 110 il limite chilometri all'ora, il limite massimo consentito su questa strada. Se vogliamo anche notare un altro punto non positivo, è l'assenza di aree di servizio. Ce n'è un paio di improntate, ma ancora siamo lontani dal vederle funzionanti, attive, quindi mancano lungo tutti questi 94 km, manca completamente un punto di servizio, un'area di servizio che possa venire incontro alle esigenze di chi si mette appunto lungo questo tratto di SPV. Per il momento è tutto, io vi ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie per questo reportage che ci dà insomma un po', ci spiega, ci fa capire chi frequenta, quante persone, quanti automobilisti frequentano questa strada, ancora pochi come avete sentito, non è ancora molto utilizzata. Noi torniamo invece nel Trevigiano e torniamo a parlare di cronaca. Con il duplice omicidio di Paese al via il processo, il 50enne accusato di aver freddato il fratello e la cognata potrebbe beneficiare dello sconto di pena. Massimo Pestrin, il 50enne che lo scorso 3 maggio ha ucciso con 11 colpi il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di duplice omicidio aggravato ed oggi in udienza di fronte al giudice Piera De Stefani il suo avvocato ha chiesto che venga tolta l'aggravante della stabile convivenza perché si applica, spiega il legale, solo alla base di una relazione affettivo-sentimentale. Questo consentirebbe di poter accedere al rito abbreviato e quindi ad uno sconto della pena. La decisione che dovrà prendere il giudice è quella relativa alla esclusione dell'aggravante della stabile convivenza tra il Pestrin e le due persone uccise, cioè il fratello e la cognata, perché questa aggravante impedirebbe l'accesso al rito abbreviato che noi abbiamo chiesto e quindi prevedendo la pena dell'ergastolo. Non solo, Pestrin è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, secondo la quale al momento di far fuoco Massimo era capace di intendere e volere. In realtà la perizia non vi è stata una consulenza da parte del pubblico ministero fatta non nel contraddittorio delle parti. Nostra opinione è che la consulenza sia un po' troppo superficiale e quindi qualora il giudice dovesse escludere l'aggravante e ammettere l'abbreviato ho chiesto come condizione di accesso all'abbreviato una perizia psichiatrica. Massimo Pestrin, che viveva da qualche tempo nella casa del fratello, quel giorno era sceso in cucina mentre marito e moglie stavano mangiando ed aveva fatto fuoco scaricando 17 colpi. 11 avevano raggiunto le due vittime. Lui stesso poi aveva chiamato i carabinieri confessando quanto aveva fatto. Sguardo fisso, Pestrin ha detto poche parole al suo avvocato. È in attesa, come siamo in attesa noi, della decisione del giudice, che è una decisione importante questa preliminare perché escludere la pena
dell'ergastolo e ottenere la riduzione di 1/3 di pena con l'abbreviato, chiaramente dal punto di vista della difesa e quindi anche dell'imputato è un elemento importante che chiaramente genera un po' di impazienza e dovremo aspettare il 23 di gennaio. Del processo fanno anche parte la madre e le 2 sorelle di Rosanna Trento, costituitosi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo, la bambina morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro un virus che l'aveva colpita. Una bambina sana e solare, Beatrice Angela, che viveva con mamma e papà a Veggiano. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno, quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Le sue condizioni si sono aggravate velocemente, tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova, dove si è spenta il 4 gennaio. Per chiarire con esattezza le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. I funerali di Beatrice Angela Gobbo si terranno venerdì 12 gennaio alle 10 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Prima vi abbiamo mostrato un reportage su una strada che è ancora poco utilizzata, la Pedemontana. Adesso vi facciamo vedere un altro reportage. Ci spostiamo a Padova. Non solo lo stabile abbandonato dell'ex Configliacchi, sono altri i punti a Padova dove i senza fissa dimora cercano riparo tra sporcizia e degrado. Ecco il nostro viaggio nei luoghi più difficili. Entrare in un edificio abbandonato non è così difficile anche in centro città, come le palazzine Liberty di Piazzale Boschetti. Qui, dove le impronte sulla terra bagnata sono ancora visibili, si apre il varco nella recinzione. Quello che vediamo all'interno sono i resti di tantissimi bivacchi, indumenti sporchi, scarpe, bottiglie e vaschette di plastica che, come nel caso del Configliacchi, vengono utilizzate per allestire braccieri, creando esalazioni letali, come è stato per i giovanissimi stranieri che sono morti nelle stanze all'interno dell'ex Configliacchi. Tra boccette di metadone, animali morti e rifiuti si nascondono le vite di persone invisibili per la società, che li scopre e li conosce solo quando ci sono tragedie come quella dell'ex Configliacchi. Come vedete, all'interno ci sono altri resti di insediamenti in quel pertugio, i resti di un accampamento con sacchi dell'immondizia, coperte sporche, indumenti, avanzi di cibo, escrementi, resti di alloggi di fortuna in queste notti in cui le temperature scendono sotto lo zero e per chi non ha un tetto o un posto per dormire, questi luoghi si trasformano nell'alloggio ideale per trovare un po' di riparo, ed è semplice entrarvi perché basta saltare o aprire un buco nelle recinzioni di plastica. Chi cerca riparo qui spesso non vuole essere avvicinato, ma i volontari dei medici di strada si impegnano anche per questo, portando coperte, medicine e un po' di sollievo. Grosso modo sono alcune decine di persone che si presentano a noi, a volte anche su 30 persone, 20-30, ecco. Sono persone che a volte non sanno dove rivolgersi, e noi stessi abbiamo come obiettivo quello di riorientarli verso servizi che comunque sono organizzati in città. Nella mappa dei luoghi in cui le situazioni di degrado sono sempre frequenti e comuni, a Padova c'è anche Piazza Salvemini, chiusa tra i giganteschi palazzi delle banche, o l'area dell'ex PP1 da decenni, transennata e inutilizzata. Continuando nel nostro viaggio in città, si scoprono poi gli accampamenti che da un mese sono sorti sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, carrelli della spesa utilizzati per sospendere delle tende realizzate con coperte e materassi sporchi, sotto le quali in pieno giorno dormono un gruppo di uomini rannicchiati per ripararsi dal freddo. Ed ora a Vicenza, i reati più gravi sono calati, ma la domanda di sicurezza resta alta. Le segnalazioni dei cittadini avranno massima attenzione, assicura il questore. Che sono dati oggettivi. Noi siamo di fronte a dei trend
criminali che sono sicuramente in calo, che parlano sicuramente di un calo per la maggior parte dei reati. Però spesso la percezione della sicurezza utilizza un linguaggio diverso, nel senso che ci si sente spesso meno sicuri. L'insicurezza manifestata dai cittadini in città, ma anche nei comuni più piccoli della provincia, è una costante che anche noi di Rete Veneta registriamo e documentiamo sempre più spesso nei nostri servizi. Se però la frequenza dei reati più gravi è in calo, negli ultimi anni cresce la paura per la microcriminalità che limita la libertà di movimento. Il degrado generato dallo spaccio di stupefacenti soprattutto e il timore di essere aggrediti con violenza anche per pochi spiccioli sono le situazioni che più spesso i cittadini ci raccontano, chiedendo alle istituzioni la presenza visibile delle forze dell'ordine. Un segnale che ribadisce ancora una volta che la gestione della sicurezza deve tenere nel dovuto conto anche di quella percepita. Credo che sia fondamentale mantenere alto l'impegno su una presenza qualificata nei territori che i sindaci, ma gli stessi cittadini, che invito a segnalarci situazioni particolari, perché comunque saranno prese nella dovuta considerazione da parte nostra e cercheremo in questa maniera di essere più presenti, di far percepire loro una sicurezza che non è solo una sicurezza reale, ma correttamente deve essere anche una sicurezza che venga percepita, che venga notata. Predoni in azione a Galzignano Terme, svaligiata anche la casa dei genitori del sindaco Riccardo Masin. La zona dei Colli presa di mira dai ladri in questi primi giorni del 2024. Complici le abitazioni vuote. Per le vacanze molti al rientro hanno trovato brutte sorprese, ma anche chi è sempre stato a casa ha subito la visita dei predoni. È accaduto anche ai genitori del sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masin, che lunedì pomeriggio, al rientro da una visita medica, hanno trovato la casa svaligiata. I ladri hanno agito in pieno giorno. Nel primo pomeriggio, nel più classico dei modi, hanno forzato la finestra e hanno rovistato dappertutto, portando via anche alcuni gioielli di famiglia che hanno un grande valore affettivo per i genitori del sindaco. Scosso dalla vicenda personale e preoccupato per la sicurezza di tutti i suoi concittadini, il sindaco Masin ha deciso di chiedere ai carabinieri di intensificare i controlli sul territorio, in progetto anche un potenziamento della videosorveglianza. Sarà mio compito, ma non perché sono andati a casa dei miei genitori, perché effettivamente noi siamo cittadini normali, potrebbe essere successo a qualsiasi altro, di incentivare quelle che sono le attività di controllo durante, secondo me, le fasi pomeridiane, oltretutto, perché mi sembrano che siano quelli gli orari che sono più battuti da queste scorribande di piccola criminalità che ci sono in questo periodo, soprattutto nel periodo natalizio. E poi l'incentivazione di quello che sarà la videosorveglianza. Noi a Galzignano adesso, tra aprile e maggio, attiveremo quelli che sono i varchi su tutte le principali arterie dentate del nostro territorio, in modo di avere un controllo più capillare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione e andiamo subito nel Padovano, dove un asilo è stato chiuso a causa di un topo, e ce ne parla la nostra Chiara Gaiani, che la vedo già nello schermo. Chiara, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo di fronte all'asilo Nido Lubic nel quartiere di Altichiero a Padova. 2 giorni di chiusura, lo dicevi. Lunedì, al rientro dalle vacanze, gli operatori della scuola, gli operatori scolastici, hanno notato degli escrementi sospetti nel pavimento della scuola. È un nido dove vengono appunto seguiti una cinquantina di bambini tra gli 0 e i 3 anni. Ovviamente è scattato il protocollo previsto in questi casi, ovvero si va ad una disinfestazione di tutti i locali, ad una pulizia profonda. A mezzogiorno e mezzo sono stati avvisati i genitori, che hanno ricevuto sui loro cellulari un messaggino che passassero a scuola per ritirare i bambini. Immaginate quale possa essere stato il disagio al rientro da un lungo periodo di vacanza. La scuola è stata chiusa per 2 giorni, quest'oggi è stata regolarmente riaperta.
aperta. Ma allora cerchiamo di capire che cosa è successo e quali sono stati i protocolli che sono stati adottati nell'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni l'assessore all'istruzione del Comune di Padova, Cristina Piva, che ci racconta anche come è stato trovato questo topolino. Alla fine era solo un topo. Poi da Padova ti restituiamo la linea allo studio. Sono stati trovati degli escrementi in una stanza che, fatalità, aveva all'interno dei sacchetti di farina per la manipolazione delle attività che fanno i bambini solitamente. E naturalmente questo ha creato un problema alle operatrici e agli insegnanti, che hanno pensato di mandare a casa i bambini dopo la mensa, perché doveva essere bonificato l'ambiente e controllato soprattutto che cosa ci poteva essere, perché poteva esserci un topolino ma anche un nido o qualcosa del genere. Cosa che non si era presentata alla fine del 2023, diciamo a dicembre, ma che poi è stato trovato lunedì quando sono arrivati. Per cui sono stati interessati la ditta che fa la deratizzazione, che conosce le metodologie, e le nostre operatrici. Il martedì i bambini non sono andati proprio alla struttura perché c'era questo tipo di intervento. Oggi invece sono presenti tutti perché è stato rilevato la presenza di questo topolino, che è stato tolto di mezzo, è stato pulito tutto l'ambiente, bonificate i lettini, perché potrebbe esserci magari stato il passaggio del topolino sulle brandine, quindi è stato pulito tutto, ripassato tutto l'edificio, e quindi per maggior sicurezza verso i piccoli che naturalmente gattonano e toccano per terra e hanno bisogno della maggiore pulizia. Quindi i bambini adesso sono a scuola normalmente? Sì, oggi sono tranquillamente nel loro ambiente, all'asilo nido Lubic, e naturalmente sono più tranquilli anche i genitori e le insegnanti. Ed ora invece ci spostiamo nel veneziano. Lavori precari a bassa qualifica e con stipendi bassi hanno fatto di Venezia e Mestre le città a reddito medio più basso del nord-est. I dati sono il risultato di una serie di studi della Fondazione Pellicani che chiama in causa la monocultura turistica. Secondo i dati di Assolombarda, le 4 professioni più richieste a Milano sono specialisti di marketing e ingegneri, tecnici amministrativi e contabili, dirigenti e manager, impiegati esecutivi. Secondo Veneto Lavoro, le professioni più richieste tra Venezia e Mestre sono cameriere di ristorante, facchino, commesso e cameriere d'albergo. Nei grandi numeri il turismo offre questi lavori e Venezia è la città con reddito medio più basso dell'intero nord-est. Gli studi della Fondazione Pellicani su dati ufficiali certificano la realtà di un comune che ha la popolazione più povera tra tutti i capoluoghi di provincia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Una città con una base economica così attrae lavori dequalificati e soprattutto precari, spesso stagionali. Abbiamo visto che il reddito è fermo negli ultimi 10 anni, ma anche che i lavori sono spesso quelli appunto legati agli alberghi, alla ristorazione, legati alla stagionalità e soprattutto alla precarietà, e soprattutto sono lavori a basso valore aggiunto. 3 novembre 2020, centinaia di persone si ritrovano col passaparola per manifestare a Rialto e cingere d'assedio la sede del Comune di Venezia. In pochi mesi il coronavirus ha fatto crollare come un castello di carta l'economia turistica, rivelando categorie di lavoratori precari, senza tutela, abbandonati a se stessi praticamente senza reddito. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 40% dei contribuenti, cioè dipendenti, pensionati e autonomi, dichiara un'imponibile IRPEF sotto i 15.000 euro. Anche a Mestre ovviamente si stanno sviluppando quelle attività sempre prevalentemente povere legate al turismo, ma soprattutto sta diventando il dormitorio di chi lavora, di chi poi viene a lavorare a Venezia in tutte le varie attività turistiche. E probabilmente l'assenza di sbocchi lavorativi ad aver determinato negli ultimi 7 anni l'impressionante esodo di 34.000 residenti da Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino, uno spopolamento maggiore di Venezia, ma quasi totalmente mitigato da una forte immigrazione quasi sempre extraeuropea, la nuova forza lavoro dell'economia turistica. Chi non è d'accordo cerca altrove. Penso ad esempio ai giovani che finiscono gli studi o ai giovani, tutti i giovani in età lavorativa, che
fuggono da Venezia, perché a Venezia non è appetibile, non è attrattiva per il lavoro. Offre lavori prevalentemente dequalificati, che ci vogliono anche quelli ovviamente, ma non possono essere gli unici. Ed ora andiamo a Treviso per parlare dell'abuso d'ufficio. C'è il primo stop con il primo sì da questo punto di vista in Senato, e ce ne parla la nostra Francesca Bozza, che è a Treviso, che vedo sullo schermo, con il sindaco Mario Conte. Francesca, buongiorno. Siamo insieme al sindaco di Treviso Mario Conte, nonché presidente ANCI Veneto. Buongiorno sindaco, per parlare di abuso d'ufficio, perché ieri è arrivato il primo via libera dalla Commissione Giustizia in Senato per la cancellazione del reato di abuso d'ufficio che, lo ricordiamo, andava a colpire chi commetteva illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale, quindi nei confronti dei funzionari pubblici ma anche di amministratori e sindaci. Questo voto, nonostante quello che era stato l'invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di modificarlo. Sindaco, era una battaglia che avevate portato avanti proprio voi, primi cittadini di qualsiasi colore politico, che spesso vi trovavate in difficoltà nel firmare degli atti, nel prendere le decisioni, proprio per il timore di incorrere in questo reato. Sì, ricordo che il primissimo appuntamento con il ministro Nordio è stato fatto con il presidente di ANCI Nazionale Antonio De Caro, il sottoscritto e il ministro, che già in quell'occasione aveva dimostrato grande disponibilità nell'ascoltare quelle che erano delle preoccupazioni degli amministratori, che, ci tengo a sottolineare, non chiedevano e non chiedavamo di essere esentati dalle responsabilità, perché noi siamo i primi a volere le responsabilità e siamo i primi a dire che chi sbaglia deve pagare. È altrettanto vero che gravavano e gravano su di noi delle responsabilità indirette che molte volte ti tolgono la serenità, e la paura della firma paralizzava il sistema, o peggio ancora allontanava le persone per bene che volevano affrontare per esempio l'esperienza amministrativa, tanto che i candidati alla carica di sindaco sono sempre meno. Io ringrazio davvero il governo, il ministro Nordio, il presidente De Caro, perché hanno saputo farsi interpreti di quelle che erano delle preoccupazioni degli amministratori locali, che, lo ripeto, vogliono le responsabilità, vogliono pagare in caso di errori, però vogliamo essere alleggeriti da tutte quelle responsabilità indirette che non dipendono direttamente da noi. Ricordiamo che con la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, gli amministratori condannati in primo grado non dovranno lasciare il proprio posto, come accade, non dovranno dimettersi come accade oggi, ma potranno rimanere e ricoprire, continuare il loro lavoro. Cosa cambierà concretamente per voi? Ma significa lavorare con maggiore serenità e con minor paura nei confronti della giustizia, non perché questa ci spaventi, nel senso che noi dobbiamo operare sempre nella legalità, però è altrettanto vero che trovarci responsabili o iscritti al registro degli indagati per azioni che non sono direttamente dipendenti dal sindaco, credo che francamente sia un po' troppo. Con questa modifica sicuramente recuperiamo un po' di serenità, e anche le responsabilità ci fanno decisamente meno paura. Va detto che l'iter continua. Dopo l'esame del testo in commissione, il disegno di legge passerà poi in Parlamento, perché dovrà essere votato articolo per articolo da entrambe le Camere. E lei diceva che questo in qualche modo frenava anche i candidati ad avvicinarsi al mondo dell'amministrazione comunale. Diciamo che fare il sindaco è il massimo servizio nei confronti della comunità, bisogna farlo con responsabilità, con tanta passione e assumendosi anche delle responsabilità. Un eccesso di responsabilizzazione di queste figure porta al fatto che molti si chiedono se ne vale la pena. Allora la passione va bene, le responsabilità, anche andare oltre un certo limite di responsabilizzazione, francamente allontana quelle persone per bene che vorrebbero mettersi in gioco semplicemente per timore appunto del reato di abuso d'ufficio, che molte volte non è nemmeno riconducibile direttamente al sindaco. Quindi abbiamo alleggerito un po' questi aspetti e sono convinto che questo renderà tutto più semplice anche per coloro che vorranno provare a vivere l'esperienza dell'amministratore pubblico. Ringraziamo il sindaco di Treviso Mario Conte.
Grazie davvero anche a Francesca Bozza e al sindaco Conte. Noi ora andiamo a Rosà, in una zona di campagna tra il centro della frazione di Sant'Anna e la zona industriale. C'è stato un voluminoso abbandono di rifiuti, bidoni, latte di vernice, rifiuti probabilmente derivati da un cantiere edile. Ora caccia ai responsabili. Noi siamo andati a sentire il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Siamo con il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira, per parlare di una situazione di abbandono di rifiuti che si è verificata in via Dalmazia, nella frazione di Sant'Anna. Abbandonati bidoni, latte di vernice in una zona di campagna ma a ridosso della zona industriale. Sindaco, cosa farà il comune? Sì, si tratta di un'area privata, quindi noi in realtà abbiamo avvisato e abbiamo parlato con il privato in modo che si adoperasse per la rimozione. Purtroppo il tema dell'abbandono dei rifiuti è un tema sempre attuale. In questo caso non si è trattato di un abbandono lungo strada, quindi lungo il ciglio stradale che è di competenza del comune, ma in un'area, in una servitù di passaggio tra la zona industriale ed un'area destinata a coltivazione, insomma all'agricoltura della frazione di Sant'Anna. Diciamo che chi ha abbandonato qui ha abbandonato un carico importante di rifiuti, quindi sicuramente è andato con un mezzo, con un camion, con un mezzo attrezzato di notte, però i privati si sono adoperati per andare a denunciare l'evento e soprattutto attraverso le telecamere della zona industriale stanno cercando attraverso i carabinieri di risalire a chi ha effettuato il danno, il reato, insomma. Sindaco, come diceva è un volume importante di rifiuti, ci sono anche delle latte di vernice, insomma i cittadini sono preoccupati e hanno scritto anche alla nostra redazione. Diciamo che di sicuro è un abbandono ben visibile e quindi anche a chi cammina lungo quei percorsi ciclopedonali che abbiamo a Rosà sicuramente l'ha notato, quindi un abbandono di questo tipo è davvero un reato grave, è un atto grave nei confronti del nostro territorio e quindi per fortuna che chi insomma presidia l'area è privato, ha un sistema di sicurezza e di controllo che ci aiuterà anche a risalire e a individuare chi è colpevole di aver fatto questo abbandono. Dagli ecovandali ci spostiamo nel Trevigiano perché c'è stato l'ennesimo atto anche qui di vandalismo a Ponzano, questa volta mirato all'eliminazione in un parco pubblico di alberi che probabilmente infastidiscono qualcuno. Si stanno uccidendo le piante. Questo albero a breve lo abbatteremo perché l'anno scorso è stato investito da olio caldo e da altri agenti che sono stati riversati per farlo morire ed è un peccato, mentre in quello successivo, proprio in questi giorni, è stato segnalato che sono stati presi a colpa di accette, probabilmente anche in questo caso per farli morire. Adesso non ho ben capito se danno fastidio le foglie o se la natura è diventata un problema, ma ciò quello che sta accadendo in questo parco e a Ponzano Veneto recentemente è molto preoccupante. Non del vandalismo fine a se stesso, ma azioni compiute al preciso scopo di far morire degli alberi che a qualcuno evidentemente danno fastidio, sebbene si trovino in un parco pubblico, quello di via Bersaglieri a Paderno di Ponzano, proprio dietro il municipio. Paradossale che in tempi in cui l'importanza del verde nei centri abitati è unanimemente riconosciuta, ci sia chi non tollera la natura e i suoi ritmi, a cominciare dal cadere delle foglie, e pensare che il comune ne ha di recente piantati altri 40 di alberi lungo le strade. A fronte a questi gesti inspiegabili ci chiediamo se ha senso. Da una parte li piantiamo, dall'altra parte danno fastidio. Atti dolosi, non facile risalire ai responsabili. Nel parco telecamere non ce ne sono e non è neppure pensabile, aggiunge il sindaco, che si viva in una sorta di grande fratello per controllare ogni metro di territorio. È naturale che all'interno delle lottizzazioni ci siano dei parchi e ci siano degli alberi. Se vogliamo un mondo di plastica, allora basta saperlo e cambieremo idea, insomma. Ed un altro fatto grave invece a Feltre nella notte scorsa, il raid vandalico in piazza che ha indignato tutta la città, nel mirino l'albero di Natale. Vandali in azione nella notte in centro storico, abbattuto l'albero di Natale in Piazza Maggiore. Inqualificabile il gesto compiuto verso la mezzanotte da persone che hanno segato il tronco alla base,
facendo cadere rovinosamente la pianta, ancora addobbata con le luminarie natalizie, causando danni ad un edificio adiacente. Non ci sono commenti perché questi atti vandalici non solo non hanno alcun senso, ma vanno a danneggiare la cittadinanza tutta, perché poi i costi ci saranno, e peraltro è un simbolo importante come il presepe e l'albero, sono simboli del Natale al quale tutti tengono molto da tutti i punti di vista, quindi a mio modo di vedere è veramente grave che delle persone abbiano pensato di operare in maniera vandalica in questi termini. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza cittadina hanno rilevato la presenza di alcune persone che si sono mosse in maniera organizzata e che con l'ausilio di una motosega, probabilmente elettrica, hanno tagliato di netto l'albero poco sopra l'innesto del tronco sul basamento di cemento. E fortunatamente abbiamo alcune telecamere, quindi ci aspettiamo di poter almeno raggiungere qualcuno che possa poi essere giustamente punito per quello che ha fatto. Ed ora ci colleghiamo subito con l'assessore, la vedo sullo schermo, l'assessore Elena Donazzan. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi e buon anno. Grazie, buon anno anche a lei. Partiamo subito con la proposta, anzi più che proposta, quella che si vuole attivare, che è 4 anni per gli istituti tecnici e professionali, che questa è una novità importante in assoluto. È una novità importante anche perché allinea i nostri percorsi di istruzione superiore, le scuole, ovviamente le scuole secondarie di secondo grado, li sta allineando ai livelli comunitari. In Europa l'Italia ha di fatto un anno in più come percorso d'obbligo scolastico. Questo rilevato come un elemento anche di fragilità tra i nostri giovani e i giovani europei, diventa un'occasione per noi di riflessione su come riuscire a fare programmi di studio, soprattutto nella filiera professionalizzante e tecnica, che è quella di maggiore interesse per il nostro territorio, per il mondo del lavoro, che ha bisogno di certamente capacità critiche, intelligenza, ma anche molte specializzazioni, e di riuscire a farlo con questo riallineamento, ma con questa novità, una legge che ha introdotto il sistema che viene chiamato 4+2. Il +2 è il percorso successivo alle scuole superiori, ovvero gli ITS prioritariamente, ma anche l'accesso all'università, che poi sia una laurea breve o una laurea magistrale. Però questo tipo di percorso riguarderà gli istituti professionali e quelli tecnici, che decideranno di rivedere i propri programmi con alcune novità, e io le trovo significative, gliene dico ma un paio per questa conversazione, riflessione e informazione che poi voi fate, immagino nei confronti anche di oggi a casa i genitori o i nonni che stanno ad osservare anche con preoccupazione il futuro dei propri ragazzi. Allora, questi percorsi avranno un inserimento di esperti dal mondo del lavoro che verranno ad insegnare alcune ore a scuola. Ci saranno filiere professionalizzanti sul modello del campus, ovvero deve esserci certamente una scuola, alcune aziende di riferimento, leader, ci auguriamo, nella filiera a cui si guarda, il mondo della formazione professionale e una fondazione ITS Academy, insomma un percorso che possa vedere la crescita verticale di questa formazione e molta attinenza con il mondo reale, il mondo del lavoro. Ecco, secondo lei come stanno vedendo questa novità proprio gli istituti professionali? Con preoccupazione, ma come è giusto che sia, perché è una riforma del tutto nuova, è intervenuta con una tempistica non felice, perché vi è stata un'accelerazione e le comunicazioni sono arrivate a ridosso delle vacanze di Natale, quando sappiamo che le scuole, non solo i ragazzi, chiudono tutto e vanno e sbaraccano, no? Anche così mentalmente, ma anche tutta la struttura, che è una struttura complessa, quella della scuola. E quindi questo sta rischiando di compromettere un'anticipazione che come Veneto volevamo. Ma tuttavia stiamo lavorando perché ci siano
delle scuole che possano cogliere questa opportunità fin da subito. Alle scuole che coglieranno questa opportunità noi cercheremo di dare un percorso privilegiato in tutto e per tutto, perché è anche affascinante provare a sperimentare qualche cosa di nuovo che riguarderà comunque una attesa da parte del mondo del lavoro, quindi anche molta interlocuzione con i mondi imprenditoriali, siano quelli dell'artigianato che quelli dell'industria. Quindi io spero che molte scuole, al di là della giusta preoccupazione di avventurarsi in tempi molto brevi, perché è stato richiesto loro di dare un esito al 12 di gennaio, cioè tra un paio di giorni, dei collegi docenti, e noi sappiamo che durante le festività non si sono, alcune scuole sì l'hanno fatto, perché ci sono delle scuole straordinarie che hanno lavorato anche tra delle vacanze natalizie, e tra queste c'è l'istituto di Feltre, visto che prima abbiamo chiuso un servizio che mi ha veramente inquietata, e do la vicinanza al sindaco e alla comunità della città di Feltre, perché attaccare un albero di Natale significa essere veramente volgari, anche un po' infami, perché insomma lo fai con un albero, no? Te la prendi con qualche cosa di inanimato per attaccare un simbolo. Ebbene, a Feltre hanno lavorato anche durante le vacanze natalizie e sarà uno degli istituti che partirà con la sperimentazione. Ecco, e ci sono altri istituti che magari lei ha sentito che sono già disponibili oltre a Feltre? Sì, ce n'è uno che a me piace molto raccontare, perché poi racconta un po' del simbolo della nostra anche cultura e tradizione, perché è l'Istituto di Venezia, l'istituto nautico, prestigioso istituto nautico. Il nautico oggi può avere veramente una grande nuova stagione di vita per attrarre i ragazzi in professioni affascinanti, perché sono tutte, sono quelle dalla costruzione della barca, della gondola, della navigazione vera e propria, della meccanica legata alla navigazione, delle tecniche di navigazione. Si studia tanta astronomia, e ci sono tutti gli elementi per essere un percorso di grande interesse. In questo istituto si è deciso di fare la sperimentazione proprio sulla filiera del nautico, e quindi ci sarà il nautico, la formazione professionale e poi il percorso dell'ITS Academy Marco Polo, che proprio forma coloro che poi saranno i capitani delle nostre navi. Quindi, volendo, è un settore che sta trovando una nuova stagione di vivacità, ma che in questo caso avrà una sperimentazione particolarmente interessante. Ecco, quindi fra qualche giorno più o meno si potrà sapere quanti hanno aderito o meno a questa novità, e si parte quindi dal prossimo anno? Sì, il Veneto ha portato una deliberazione alla fine del nostro anno 2023, l'ultima delibera di giunta con la programmazione dell'offerta formativa. È una delibera che io faccio ogni anno, è quella che dice alle scuole del Veneto e alle famiglie del Veneto: guardate che il prossimo anno scolastico avrà questi percorsi. Quindi i percorsi sono stati definiti. Abbiamo scritto in quella delibera: il Veneto è pronto a sperimentare anticipando questa riforma. È una riforma che ha un suo iter nella legge. La legge però sarà, incardinata, inquadrata a partire dall'anno scolastico 24-25, ma noi possiamo anticiparla con le iscrizioni del 24-25 fin da ora. Ecco, io volevo anche chiederle un'altra cosa che riguarda invece il Padovano, dove c'è stata la polemica, la sa anche lei, nell'Alta Padovana per la mancata intitolazione dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle all'architetto Quirino De Giorgio. Ora è intervenuto anche il consigliere regionale Luciano Sandonà sulla vicenda e ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale. Un commento su quanto sta avvenendo su questa polemica. Guardi, io prima di una interrogazione non posso rispondere, proprio perché c'è un'interrogazione. Se non ci fosse stata un'interrogazione avrei detto il mio pensiero. Io prima devo rispondere all'interrogazione, che è un atto amministrativo ufficiale, e poi dirò molto, perché condivido l'approccio che ha avuto il collega Sandonà, e quindi successivamente mi riserverò di venire anche da voi a commentare, e volentieri.
Ecco, si aspettava questa polemica, questo magari me lo può dire? No, posso parlare più in generale di come sia assurdo tutto questo, perché la storia dovrebbe essere guardata con lo sguardo della serenità di qualcosa che è terminato. La storia è scritta da se stessa, poi è commentata dagli uomini, è vista con le lenti alle volte dell'ideologia, alle volte della visione personale, ma è successiva ed è viziata da questo. Ora, io credo che noi si dovrebbe essere più capaci di guardare con maggiore serenità, riconoscere il bene che c'è stato, il buono che c'è stato da figure, persone, luoghi e viceversa, ciò che deve essere ovviamente in questo caso o non in questo caso, non nel caso specifico intendo, ma nel caso che si vuole discutere, valutato. Quello che non mi piace è la rimozione, quello che non mi piace è la cancellazione della cultura, quello che non mi piace è la rimozione per segmenti di storia del nostro paese. Assessore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie. Altrettanto, grazie. Grazie. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora dei produttori americani che sono a caccia dei segreti del radicchio rosso di Treviso, IGP, ma il consorzio di tutela chiude loro le porte. Noi siamo bersagliati, ma non solo in Italia, anche quando facciamo le fiere importanti dell'ortofrutta, uno su tutte la Fruit Logistica di Berlino, da aziende ma anche da produttori che chiedono di avere il seme per poter poi riprodurre questo prodotto straordinario direttamente in altri continenti, e questo naturalmente è un danno. Si moltiplicano i tentativi da parte di produttori esteri, soprattutto statunitensi, di carpire i segreti del radicchio rosso di Treviso, frutto di un secolo di storia, conoscenze, ricerche e miglioramenti, in alcuni casi addirittura presentandosi direttamente alla porta delle aziende della marca. Il produttore offre al mercato un prodotto con queste caratteristiche, che è l'insieme di acqua, sapere, seme e terra e clima. Questa è la forza. Però diciamo che naturalmente queste cose si possono in qualche maniera un po' anche imitare. È successo anche in questi giorni, quando il consorzio di tutela ha deciso di chiudere le porte ad una delegazione americana, invitando i produttori di seme di radicchio, associati e no, a fare altrettanto. Siamo gelosi e ci teniamo a proteggere questo know-how. È proprio il seme a far gola ai produttori esteri, anche perché se il radicchio di Treviso e di Castelfranco sono stati i primi ortaggi ad ottenere il riconoscimento IGP a livello europeo nel 1996, altrettanto non accade per il seme. Nonostante siamo arrivati per primi a proteggere il prodotto, il seme purtroppo era già registrato in altre banche dati e quindi non siamo riusciti a proteggerlo. Grazie ad accordi internazionali il marchio del radicchio è protetto in tutta Europa, in Australia e in Canada, completamente diversa invece la politica statunitense. C'è una lobby molto potente che tende invece a tutelare le aziende proprio che imitano marchi famosi in tutto il mondo. Ma i produttori di radicchio non devono fare i conti solo con la concorrenza estera. A condizionare questa prima parte di stagione anche i cambiamenti climatici che stanno influenzando la produzione, prima per il caldo di settembre-ottobre, poi per le piogge di novembre e per il freddo che ha tardato ad arrivare. Ha inciso negativamente sul peso dei cespi, quindi a parità di mazzi, di cespi, di prodotto in campo, in realtà ha corrisposto un peso minore. Pari a? Circa il 30%. Siamo tornati in studio, ora invece parliamo di temi sanitari, lo facciamo assieme a Nicola Balestrieri, chirurgo senologo oncoplastico, buongiorno. Buongiorno. E Paolo Burelli, chirurgo senologo oncoplastico, anche lui, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo proprio dal dottor Burelli, parliamo di senologia, dunque ci sono delle problematiche, quali sono in questo momento? Allora, per parlare di senologia dobbiamo anche capire qual è l'entità del problema. Il tumore della mammella è un tumore molto importante mediaticamente anche, ed è il primo tumore per le donne. E non solo, perché se mettiamo donne e uomini, perché può essere anche negli uomini, è il primo tumore in assoluto in Italia. E qual è il numero di tumori che abbiamo? Allora, nel 2022
i tumori registrati della mammella sono stati 55.700, quindi stiamo parlando di un numero importantissimo, con un lieve aumento, quindi in questi anni qualcosa c'è aumentato come numericamente, però cosa abbiamo? E dopo vedremo come. Abbiamo sicuramente una riduzione della mortalità e questa è la cosa più importante. Se poi noi trasliamo della situazione in Veneto, vediamo che in Veneto i tumori che nel 2022 sono stati 4.500, quindi non sono pochi. E questi tumori comunque anche in Veneto evidenziano una riduzione della mortalità importante e una sopravvivenza che arriva quasi al 90%. E questo grazie a cosa? E anche questo lo vedremo poi parlando. C'è da dire dal punto di vista numerico, direi che è un fatto importante, che in Veneto sono state screenate, cioè hanno fatto la mammografia di screening, 260.000 donne, quindi un numero importante, che sono quelle dai 50 ai 64 anni. In queste donne sono stati trovati 1.700 tumori, a fronte dei 4.500, quindi noi abbiamo il doppio dei tumori che si trovano nelle fasce di età che non sono coperte dallo screening. Quindi l'invito a tutte le donne, anche quelle che non sono comprese nello screening, è di fare la mammografia. Ecco, la domanda che si fanno anche molte ragazze è questo: a che età si potrebbe iniziare a fare questo screening? Allora, l'età varia a seconda della situazione anamnestica. Noi abbiamo delle donne che hanno una familiarità. In queste donne, facendo una visita senologica dal senologo, viene prospettato un percorso di prevenzione, diciamo, e quindi fondamentalmente è lo specialista che caso per caso deciderà qual è il percorso migliore per quella donna. Ecco, lei ha parlato di numeri, quindi come sono gestiti quindi questi numeri di cui lei oggi... Allora, faccio una premessa. Sì. L'Unione Europea già nel 1999 ha deciso di creare dei centri di riferimento. Perché? Perché nel centro di riferimento sicuramente la donna ha una qualità di diagnosi e cura sicuramente maggiore. In Italia, diciamo, siamo arrivati un po' dopo l'Unione Europea, però devo dire che il Veneto si è comportato molto bene, perché già nel 2013 si è costituito la rete oncologica veneta, che ha deciso di creare un gruppo di specialisti che ha creato un percorso diagnostico terapeutico per la diagnosi del tumore della mammella, che è il PDTA. PDTA a cui abbiamo partecipato sia io che il dottor Ballesteri, anzi siamo stati dei fondatori di questo percorso diagnostico terapeutico. A fronte di questo si sono creati questi centri di riferimento che si chiamano Breast Unit. Cosa vuol dire Breast Unit? Vuol dire l'unione di specialisti dedicati, quindi specialisti chirurghi, oncologi, radioterapisti, radiologi, medici nucleari, fisioterapisti eccetera, che fanno solo quello, sono dedicati a pazienti che hanno una patologia senologica. Questo dal punto di vista scientifico comporta una possibilità di guarigione del 20% rispetto a donne che vengono curati in centri che non sono breast unit. Delle vere e proprie squadre? Delle squadre super specializzate. E queste breast unit sono in Italia, ce ne sono diverse. Il Veneto è stato il primo a creare una rete di breast unit, sia nell'ambito pubblico, che poi vedremo, il dottor Ballesteri poi ci dirà anche quelle che sono le novità nell'ambito della senologia. Quindi a questo punto lascio la parola al dottor Ballesteri su questo. Sì, allora, giustissimo tutto detto Paolo. Primo tumore nel sesso femminile, non risparmia nessuna fascia d'età, questo è importante, cioè è il primo tumore a 20 anni nelle donne, a 30 anni, a 40 anni e 50 anni, non risparmia nessuna fascia d'età. Abbiamo raggiunto risultati in termini di guarigione e sopravvivenze che sono tra i più alti nel mondo dell'oncologia, perché come diceva anche Paolo siamo raggiunti il 90% di guarigione. Com'è che si ottengono questi risultati? Due punti di forza. Il primo è la prevenzione con la mammografia.
Vi faccio un esempio, dati il registro del tumore italiano, in Sicilia muoiono il doppio delle donne con cancro al seno rispetto al Veneto, perché fanno metà delle mammografie, semplicemente arrivano tardi. A parità di cura, chi ha una diagnosi precoce, le sue chance di guarigione cambiano completamente. Quindi, come diceva anche il dottor Burelli, la prevenzione è una delle armi più forti. L'altra arma fondamentale, come diceva, è i gruppi multidisciplinari dedicati, che garantisce non solo tassi di guarigione molto più alti, perché avere su numeri come 50.000 casi e avere il 20% di sopravvivenza in più, voi capite che sono numeri che sono imbarazzanti, ma garantisce anche la qualità dei trattamenti e l'umanizzazione delle cure. Queste tre cose messe insieme hanno fatto sì che nel 2018 abbiamo creato una delle prime strutture del terzo settore dedicate proprio a questo, che si chiama Amiche per la Pelle. Questa è un'entità nuova, che è quella che nei paesi anglosassoni chiamano charity, cioè sono aziende che hanno come obiettivo quello di avere dei progetti sociosanitari che vengono, diciamo, nutriti attraverso progetti di welfare, progetti di raccolta fondi, quello che adesso va molto di moda, che chiamano il fundraising, che in tutti i paesi europei garantisce quasi metà della sanità. Perché se da una parte abbiamo raggiunto livelli molto alti, oggi siamo di fronte a una realtà che siamo in una grossa difficoltà ad avere risorse sufficienti per poter garantire a tutte le donne non solo un percorso di cura, ma anche un percorso riabilitativo che comprende gli aspetti psicologici, l'estetica, gli aspetti sessuali, lavorativi, eccetera. Perché paradossalmente salvare il 90% delle donne crea un nuovo problema, che poi queste saranno donne che per tutta la vita saranno donne che hanno avuto un tumore alla mammella, quindi con bisogni e necessità completamente diversi e che hanno bisogno di avere gruppi di lavoro che si prendono cura anche di tutti gli altri aspetti. Quindi abbiamo creato questa associazione Amiche per la Pelle che ci sta dando tantissime soddisfazioni. E lavorando nell'ambito degli enti del terzo settore abbiamo imparato a conoscere anche tante cose nuove. Prima di tutto c'è stato in questi ultimi anni, è passato molto sotto traccia, ma non lo so perché, che ci sono state fatte delle riforme fondamentali. C'è stata fatta la riforma del terzo settore, la riforma del mondo assicurativo, che ci prepara a una nuova era, quello che è nel titolo, cioè una sanità del futuro, che sarà fatta di più attori. Ci sarà il mondo della sanità pubblica, ci sarà il mondo della sanità privata, ci sarà forse ancora il mondo della sanità convenzionata, perché anche lì oggi abbiamo grossi tagli in termini di DRG, e questi tre attori, quando inizieranno a parlarsi tutti insieme, saremo in grado finalmente di poter offrire alle nostre pazienti quello che gli avevamo promesso, cioè tassi di guarigione elevati, ma soprattutto qualità della vita molto buona. Da questa idea stiamo per lanciare un progetto che è completamente nuovo, che può sembrare quasi che strida in bocca a persone come me e il dottor Burelli, che sono stati un po' i papà della senologia sia veneta che italiana, che è quella di creare le prime breast unit private. Questo perché oggi in Italia abbiamo circa 20 milioni di italiani che hanno una copertura sanitaria integrativa, ma solo il 20%, anzi il 15% la utilizza. Dati ministeriali, 85% delle persone che dispongono di altre risorse per poter, diciamo, accedere a servizi di qualità non le usano, molto semplicemente perché non ci sono i servizi di qualità. Oggi una donna che volesse affrontare un percorso senologico utilizzando le risorse o del welfare che ha messo a disposizione dei datori di lavoro o del mondo assicurativo perché ha una copertura assicurativa, oggi non potrebbe farlo perché in Veneto non esistevano strutture private che erano in grado di offrire quello che erano in grado di offrire il pubblico. E questo porta a un intasamento del sistema pubblico, quindi l'idea mia, del dottor Burelli e degli altri specialisti che stanno entrando in questo progetto è quella di creare un'alternativa utilizzando le risorse della sanità integrativa per poter anche permettere al sistema pubblico di tirare sulla testa. Come diceva oggi il governatore nelle cose, che abbiamo sicuramente una sanità di altissima qualità, ma siamo in grossissima difficoltà nel poter gestire le patologie perché ci manca personale.
Per alleggerire il pubblico bisogna creare un privato che sia in grado di offrire lo stesso, se non di più, attraverso risorse che, come tanti dicono, ma così andiamo a gravare sulle tasche della gente. No, andiamo a utilizzare gli strumenti che sono stati messi a disposizione dal nostro governo, cioè la riforma del terzo settore, il welfare delle aziende, il mondo assicurativo. Se non riuscissimo a trasportare questi 20 milioni di persone in un mondo privato di pari qualità, avremmo tolto il 30% del carico al sistema sanitario pubblico. E come cerco intanto di spiegare ai colleghi, è come se uno dovesse affrontare una salita con 50 kg nello zaino, quando non ce la fa più, se noi gliene togliamo 20 probabilmente arriva fino in vetta. E quindi a brevissimo vi daremo comunicazione, perché aprirà in Veneto, non posso dare in questo momento i dettagli perché mancano magari la piccoli, provincia. diciamo che parte tutto da qua, quindi sarà in Veneto la prima breast unit privata, nasce nel Trevigiano. Comunque con i crismi della qualità, che sono legati al percorso diagnostico terapeutico, che tra l'altro il dottor Ballestieri ed io abbiamo definito per la Regione Veneto, e con un gruppo di lavoro di professionisti dedicati, quindi mantenendo inalterate quelle che sono le caratteristiche della breast unit. Spero però che questo non è una realtà, come è stato nella senologia nel 2016, quando abbiamo fatto il primo delibera regionale che ha istituito la rete senologica veneta. Quel modello è stato poi il modello che è stato portato all'accordo Stato-Regioni, che ha dettato un po' le leggi in tutta Italia. Noi adesso stiamo cercando di fare lo stesso, partendo sempre dal Trevigiano, e creare la prima rete senologica di centri privati certificati. Nel mondo privato non esiste un vero e proprio sistema di certificazione, ma essendo noi gli autori del primo progetto nazionale, ci facciamo garanti anche per il secondo nel mondo del privato. E per far questo abbiamo messo in piedi adesso un'iniziativa importantissima, secondo me, che in questo momento lanceremo in questi giorni, perché abbiamo bisogno di tanti sponsor e di tanti aiuti, che sarà il Pin Camper al Giro d'Italia. Di cui noi abbiamo qualche immagine, vediamo se riusciamo a metterla in onda. Dovremmo avere qualche immagine, la regia dovrebbe averla, vediamo se riusciamo a, intanto mentre parliamo, a trovarla. Allora, intanto mentre trovano le immagini vi spiego il progetto. Il progetto consiste che Amiche per la Pelle già adesso fa welfare nelle aziende attraverso 2 camper medicalizzati, ma l'obiettivo è che questi camper, che seguiranno tutto il Giro d'Italia, quindi tutte le 21 tappe, ha come obiettivo quello di agganciare e promuovere questo sistema, diciamo, nuovo di gestire questa patologia, che sarà però un modello per tutte le altre, perché nel 2016 noi abbiamo fatto la breast unit, ma nei 2 anni successivi hanno aperto le lung unit, le bowel unit, cioè siamo stati pionieri e vorremmo essere in questo caso, quindi creare questo, diciamo, parallelo nel mondo del privato, che si sosterrà con le risorse del welfare del terzo settore, e che più diciamo, centri privati si verranno agganciati in questo percorso, più riusciremo a dare respiro e qualità al sistema sanitario pubblico. Ecco, dottor Ballestieri, abbiamo visto questo camper che quindi cosa farà? Lo spieghiamo bene. Il camper adesso partirà con il Giro d'Italia, sempre che riusciamo a raggiungere il numero minimo di sponsor, perché come avete visto nell'immagine ci sarà la possibilità di brandizzare sia il camper, sia a ogni tappa di arrivo avremo una nostra piazzola. Nella piazzola ci saranno i nostri 2 camper, dove faranno mammografie, visite, ecografie gratuite alla gente, sia per stimolare la prevenzione, che come vi ho detto è la prima causa che ha permesso, cioè la prima possibilità che abbiamo le donne per poter guarire da questo tumore, sia per stimolare colleghi in Italia a fare quello che abbiamo fatto noi, cioè creare una partnership col pubblico e con le aziende e col mondo del welfare, per avere risorse sufficienti per poter garantire quello che abbiamo garantito fino adesso, cioè qualità,
sopravvivenza, ma soprattutto una presa in carico globale di tutti i problemi di una donna, che vanno dal problema in sé a tutto quello che ci sta attorno, quindi come vi dicevo gli aspetti ginecologici, l'estetica, il mondo del lavoro, la fisioterapista, lo psicologo, perché io dico sempre che il tumore alla mammella non è il tumore di una donna, ma è il tumore di una famiglia, per cui poter permettere a una donna di tornare in pista il prima possibile è portare salute alla società italiana, che si basa ancora sulle donne. Perché io dico sempre, il papà si ammala è una disgrazia, ma se la mamma si ammala tutto si ferma, non troviamo nemmeno più i calzini la mattina, perché tutto gira intorno al mondo della donna. E l'obiettivo Ecco. non è solo di guarirla dal Certo. tumore, ma di apportare tutta questa serie di possibilità che vanno a migliorare anche la qualità di vita. Ecco, una domanda che vorrei fare, che probabilmente è quella che si fanno poi si fanno i telespettatori. Che cosa cambia? Nel senso, una persona dice, io vado seguo la parte, questa squadra nel percorso privato, ci si deve aspettare qualcosa di diverso? Perché uno dice, ma forse nel pubblico, perché c'è anche un po' una cultura del fatto che probabilmente il pubblico... Allora, questo si capisce dai numeri. Ecco. Se oggi l'85% delle persone non utilizzano le risorse che hanno a disposizione per andare nel privato, perché non c'è l'abitudine, ma colpa anche nostra, non avevamo mai creato strutture in grado di offrire probabilmente percorsi, perché le singole prestazioni sono sempre state di alta qualità nel privato, ma quello che mancava era la presa in carico, i percorsi che trovavi in ospedale. Oggi cosa cambia? Assolutamente niente, non cambia niente, perché chi ha stabilito le regole nel pubblico oggi sta stabilendo le regole nel privato ed è garante di offrire la qualità. Forse quello che troveremo sarà quel qualcosa in più che in questo momento di difficoltà il pubblico non è in grado di offrirlo. Uno dei progetti di questo team di lavoro, per esempio, sarà il primo gruppo multidisciplinare per la ricostruzione del caprezzolo e il trattamento delle cicatrici difficili. Cioè abbiamo messo insieme un team di chirurghi plastici, medici estetici, dermatologi, e noi abbiamo la più alta casistica europea per la ricostruzione del capezzolo con le nuove protesi di capezzolo, più avremo una importantissima dermopigmentatrice che è la Rita Molinaro, e quindi creeremo un team che è in grado di cancellare le cicatrici e di restituire il capezzolo alle donne che l'hanno perso durante la malattia. Tutto questo è un po' una novità e ovviamente io dico sempre, l'importante è che qualcuno inizi, perché diventerà modello per il pubblico, per il privato, ma bisogna che qualcuno apra la strada. Quindi c'è da dire, se posso aggiungere, c'è da dire una cosa, che non è un'antitesi all'attività del pubblico, è un aiuto che diamo, soprattutto vedendo in questo momento, come c'era anche oggi nei giornali detti dal governatore, il problema dei tempi di attesa. Certo, delle liste d'attesa. Volevo anche cogliere l'occasione. Ecco, questo è un progetto, insomma, grande, molto ambizioso, e ma potrebbe essere anche una grande soluzione. Esatto, questo insomma è, diciamo, Treviso potrebbe essere, visto che insomma, abbiamo scoperto che è del Trevigiano, Treviso insomma è un po' il capofila che parte, e poi tante altre province ci sarà potrebbero... questa carovana, e conto che per fine di maggio, quando finirà il Giro d'Italia, i centri che saranno in questa rete saranno tantissimi. E questo vuol dire poter offrire nuovamente alle donne quello di cui hanno bisogno. Non si sa quando aprirà questo... Nel mese di gennaio. Quindi è questione di proprio una decina di giorni che daremo un comunicato ufficiale dell'avvio della prima breast unit privata. Ma quello che volevo dirti prima, che sarebbe importante, ne ho già parlato in un'altra occasione quando abbiamo presentato il calendario di Amiche per la Pelle con i politici presenti, sarebbe quella di riuscire a, perché è un po' quello la figura dell'ente del terzo settore. Amiche per la Pelle può essere quella figura che permetterà per la prima volta al pubblico di parlare col privato, avendo in mezzo una struttura garante, come in tutta Europa, quelle che vi ripeto si chiamano charity, che è in grado di comunicare, quindi di poter stabilire anche protocolli d'intesa tra il pubblico e il privato, dove in mezzo c'è un ente che è no profit, che è garante di questa cosa, come succede negli altri. Quindi cosa vuol dire? Che alla fine di un percorso chirurgico ci sarà, se la paziente dovrà fare la chemio, la possibilità di un invio diretto alle strutture di riferimento.
Mi è stato promesso in quell'occasione che questo sarà possibile e che inizieremo a lavorarci con quest'anno, quindi spero che molto presto riusciamo a trovare anche il modo che finalmente questi due mondi che fino adesso sono stati in antitesi comunichino per un obiettivo comune che è la donna, cioè il benessere delle donne. Ecco, noi siamo arrivati quasi al termine, devo dare la pubblicità, però prima di chiudere, dottor Borelli, questo è un progetto importantissimo per le donne, perché è una chance in più. È un progetto che si basa comunque sulla qualità e sulla presenza di specialisti dedicati che hanno lavorato e certificati che hanno lavorato anche nel pubblico, quindi è una garanzia per tutte le donne che l'hanno creato il pubblico. Quindi non ci rimane insomma che aspettare, perché pochi giorni ci sarà questa importante novità, e poi torneremo qui a dare la seconda puntata di questa potremo storia. parlare di questo. Così nel dettaglio spiegheremo anche quali sono le modalità di accesso al welfare, eccetera, eccetera. Però ci tenevo a far sapere a tutta la gente che questa famosa diaspora dei medici del pubblico in questo caso ha un valore diverso. Stiamo creando un progetto, non stiamo uscendo perché non vogliamo lavorare per il pubblico, stiamo uscendo perché vorremmo che ci fosse una nuova alleanza pubblico-privato per continuare a dare alle nostre pazienti quello che abbiamo dato fino adesso. Io ringrazio Nicola Ballesteri per essere stato con noi e anche Paolo Burelli, grazie davvero. Noi ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, la pubblicità e poi torniamo di nuovo qua in studio. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'Italia è a metà tra un campo di alta pressione posizionato sull'Europa centro-settentrionale e un'area di bassa pressione tra la Francia e la penisola iberica. Il tempo sarà buono, ma questo favorirà un ulteriore lieve raffreddamento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto mercoledì 10 gennaio sarà piuttosto soleggiato, avremo qualche addensamento nel corso della mattinata, ma a seguire cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature come detto in ulteriore calo, minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno, sgombro da nubi, solo a tratti sarà velato. Temperature minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso nella prima parte della giornata, poi più soleggiato. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.